salire su questo palcoscenico. Voi già lo avete visto. È in arrivo Luca Napolitano. Come state? Ciao Luca, bene. Ciao. L'ho baciato, ragazzi. Bene. C'è il nostro infinito pensiero. Anche da questa parte, Luca. Salve, eccoli qua. Ecco, lasciatemelo integro, ragazzi, non spingete troppo, mi raccomando, quello che ci siamo detti prima, anche perché poi avrete l'opportunità di salire sul palco, incontrarlo, avere degli autografi da lui, va bene? Ecco, Luca, sono tantissime. Pensa che sono qui dal primo pomeriggio in attesa tua. Grazie. Arrivano da ogni parte d'Italia, perché queste ragazze arrivano da Napoli. Salve Napoli. Non c'è Bergamo, c'è Milano, c'è Brescia, c'è di tutto e di più. Salve. Forse è proprio la tua voce che ci dà mille emozioni. Grazie, nessuno è come a te. Luca sei un mito, grazie. Luca, io poi scenderò tra loro perché hanno delle domande da farti. Come no? Però tanto per cominciare una domanda te la voglio fare anch'io. Quanto è cambiato e te l'aspettavi, insomma, un cambiamento di questo tipo della tua vita dopo Amici? No. No. Non mi aspettavo nulla di tutto ciò, sono contentissimo. Adesso ho ripreso con il nuovo lavoro, il nuovo disco che uscirà il 23 di questo mese e magari vengo a promuoverlo anche qui. Sarebbe bellissimo Luca, sarebbe davvero splendido. Guarda, se mi permetti io scendo tra loro perché hanno delle domande da farti. Comincio da lei che arriva da Napoli. Allora, vuoi fare la domanda? Sì, fai, comincia con la prima. Dillo. Quando farai un CD con Mario? Ecco, lei vuol sapere quando farai un CD con Mario, per esempio. Spero presto, appena le cose vanno bene, vanno meglio e posso permettermi di fare un duetto o un album con Mario, lo farò sicuramente. Quindi è rimasta l'amicizia tra voi? Sì, come no? Abitiamo insieme. E allora, che altro vuoi sapere? Se preferisci fare il cantante o l'attore? Ecco. Il cantante, senza ombra di dubbio. Siccome sappiamo che hai girato anche un film, Sì, il film è nato dal fatto che... Grazie. Il film è nato dal fatto che mi hanno proposto di scrivere le colonne sonore del film. Quindi da lì poi è nato il fatto di far parte del cast e quindi di recitare. Però la prima cosa, la cosa a cui tenevo di più era quello di scrivere le musiche per il film. Poi recitare è un qualcosa che è secondario. A me interessa cantare, scrivere ed emozionare. quindi la risposta è che preferisci comunque fare il cantante. Allora, se mi dai una mano io devo scendere qua, grazie mille. Allora, chi è che deve fare una domanda? Questa ragazza, dimmi tutto. Allora, lei vuole sapere quando uscirà il tuo prossimo video, Luca? Questa settimana. Chi c'è che deve fare la domanda? Tu? Il 23 esce un album di 11 brani. Un altro oltre questo qua. Aspetta, lasciamolo respirare un pochino. Cavolo. Perché ancora dobbiamo sentire questo. Tu cosa vuoi sapere? Gli manca la vita di prima? Questa è una bella domanda, Luca. Mi manca la vita di prima, un pochettino perché per il semplice fatto che non riesco a salutare e ringraziare tutte le persone che comunque mi hanno dato quello che ho oggi. Cioè la mia famiglia mi manca perché non li vedo quasi mai, mi mancano i miei fratelli, mi mancano le persone, gli amici, però basta il telefono adesso, quindi almeno quello. Però sono contentissimo di poter essere qui e il calore che mi date voi mi fa dimenticare quello che ho appena detto. Insomma, il successo è qualcosa che toglie molto